Di fronte a una grande tragedia come questa, e lo capirete man mano che verranno fuori i conti dei danni che sono successi e dei disastri, di quello che non si vede ma che si vedrà, ci si renderà conto che abbiamo due scelte: o ci dividiamo o ci uniamo. C'era la gente che piangeva oggi perché hanno perso tutto. Non stiamo parlando di povera gente, non è questo il punto. Il punto è che non c'è più certezza, non sai più come puoi fare a vivere, e se non vogliamo lo spopolamento della città dobbiamo dare certezza. Non possiamo sicuri che questa cosa, se non cambiamo qualcosa, ricomincia ancora. Qui il tema è fondamentale, è la vita stessa della città. Non si tratta di quantificare i danni soltanto, ma il futuro della città, perché lo spopolamento nasce anche da questo. Se un ragazzo vede che stiamo dando soluzioni, pensa di venire a vivere in un centro storico, non comincia a pensare di andare via perché non riesce più a vivere in questo modo. Io penso che abbiamo un'occasione storica per finalmente risolvere i problemi. Li affronteremo con la protezione civile per quello che compete giustamente l'emergenza, ma poi dobbiamo pensare a intervenire sul sistema delle difese a mare. È inevitabile questa cosa. Allora, dobbiamo primo partecipare in qualche modo, in qualsiasi modo, non chiedo nulla di particolare, ma che la città e comunque il sindaco e l'amministrazione siano presenti per capire a che punto sono queste cose. Non ve lo so dire, non lo so. Però abbiamo speso un sacco di miliardi e non possiamo giocarci la brutta figura. Dobbiamo efficientare la città. C'è da fare mezzo impianto antincendio che manca, cifre enormi, ma lo diciamo, ma qua tutti lo dicono. Adesso bisogna farle, dobbiamo fare le fognature che non ci sono. Parliamo di dover sostenere l'ambiente. Stiamo parlando della città sicuramente più bella del mondo. Può dire quello che vuole Renzi su Firenze, ma Venezia è 100 volte più bella, ed è 100 volte più delicata, ed è 100 volte più meravigliosa, più misteriosa, più affascinante. Per cui dobbiamo prima di tutto crederci noi, non possiamo farci dare lezioni dagli americani, dai francesi, dai tedeschi che ci vengono a dare i consigli. Dobbiamo dimostrare che stavolta ce la facciamo. Pensate, oggi alcuni taxi si sono messi a disposizione gratuita senza che nessuno gliene avesse chiesto per portare le persone a gratis da un pontile a un altro. La solidarietà nei momenti di difficoltà viene fuori e l'Italia dà il meglio di sé.